Oggi Penalty d'estate sbarca a Ragusa. Siamo pronti a raccontarvi la preparazione del Ragusa Calcio che quest'anno disputerà di nuovo il campionato di Serie D. Mister Ignoffo, una nuova avventura sta per partire a Ragusa. Devo dire che c'è molto entusiasmo e grande voglia di fare bene per una stagione che certamente non si presenta facilissima. No, le stagioni facili, soprattutto all'inizio del campionato, non ce ne sono mai, sono sempre complicate. Ovviamente quello che è il percorso, se sarà difficile, facile o meno semplice, lo stabiliremo strada facendo, ma soprattutto ci dobbiamo tracciare noi il solco per quello che è il percorso che dobbiamo fare. Ho trovato un ambiente che, come hai già detto tu, c'è entusiasmo attorno a questa nuova avventura, ci sono dei presidenti e una società che è intenta ad una crescita e questo mi fa piacere perché comunque ci sono le motivazioni giuste per poter fare bene da parte loro e di conseguenza anche noi dobbiamo, per quello che riguarda ognuno il nostro ruolo, dare il contributo a una crescita generale che parte dalla struttura societaria fino a terminare poi in campo, che è, diciamo, la ciliegina sulla torta, perché se poi sul campo si ottengono i risultati che si sperano, ovviamente abbiamo completato l'opera. Un mix di ragazzi giovani, un gruppo di esperienza, insomma sembra un connubio facilmente gestibile, anche se poi, come dici bene sempre tu, il campo poi dirà la sua. Ma la gestione è una cosa, quello che è la gestione dentro lo spogliatoio non è mai una cosa semplice per nessuno, perché tu hai sempre a che fare con 25-26 giocatori, tutti con personalità diverse ed è giusto che sia così. Questa è una categoria ancora di più difficile perché la Lega ti impone di far giocare 4 elementi under e in più ovviamente non puoi averne solamente 4, quindi la rosa è composta per la metà di gente che riempie appunto le caselle under e per la metà di gente che magari ha dell'esperienza o meno esperta, ma comunque gente che si ritiene di valore per poter stare inserita in quello che è il gruppo over. Di conseguenza questo giusto mix poi deve essere condito da tanti fattori e sicuramente il lavoro è un fattore che accomuna tutti e ci deve essere, e in più ci deve essere quell'entusiasmo giusto per poter cominciare a mettere i primi mattoncini per una crescita generale che viene dal campo e che poi trascina tutto quello che è l'entusiasmo dietro una squadra di calcio che c'è. E dietro una squadra di calcio c'è soprattutto il gruppo tifosi. Come si stanno preparando? Si aspettano molto da questa quasi rivoluzione all'interno della squadra o sono consapevoli che comunque è un campionato molto difficile? Ma guarda, io ho avuto modo di avere un confronto e ho trovato disponibilità da parte della gente ad accompagnarci in questo percorso. Il percorso è appunto circoscritto perché riguarda, così come ci siamo detti, ambiente squadra, ambiente societario, ambiente stampa, fondamentale, e soprattutto tifoseria, perché un calcio senza tifosi non è calcio. Mi aspetto seguito dalla gente, la gente poi ovviamente la dobbiamo invogliare e portare a venire allo stadio cercando di creare quella giusta appartenenza alla propria città, alla propria maglia attraverso le prestazioni. Quindi non abbiamo parlato di quello che possono essere risultati o meno, abbiamo parlato di una crescita perché si intravede un cambiamento societario verso una direzione ovviamente migliore e far crescere tutto l'ambiente calcio a Ragusa. Noi siamo i principali attori, però sono convinto e sono sicuro anzi che dietro la nostra crescita non può non esserci una grande tifoseria, non può non esserci una società organizzata e strutturata nelle proprie figure, è tutto un insieme, un mix che poi alla fine ti regalerà risultati che possono arrivare quest'anno, possono arrivare fra un biennio, in un triennio, però sicuramente la volontà è di fare sempre meglio e questo è già importante.
noi dobbiamo costruire appunto le fondamenta per poter poi creare i presupposti per fare qualcosa di diverso. I giovani che sono arrivati qua sono tutti giovani che hanno delle buone prospettive su cui ci si può lavorare perché hanno ancora ampi margini di miglioramento. Devo essere sincero, mi sarei aspettato di più da quello che poteva essere una struttura del settore giovanile di una piazza che poi è un capoluogo di provincia, e di conseguenza questo forse è una mancanza, perché magari quei 10-12 giovani che si attingono dall'esterno di questa realtà li avresti potuto attingere appunto da un settore giovanile ben strutturato di una società che, come ho detto, è una città importante. Messa da parte la stagione passata con una salvezza importantissima, Ragusa si appresta a vivere un'altra stagione importante in Serie D, c'è stato un cambiamento anche alla guida tecnica. Quali sono gli obiettivi della società? Gli obiettivi della società è soprattutto far crescere sia Ragusa che la città di Ragusa che la provincia di Ragusa. Stanno cercando di investire anche sul lato tecnico, sul settore tecnico, dove abbiamo fatto un staff tecnico di tutto rispetto e adeguato per la categoria, anche per portare i ragusani e tutti sia i tifosi che i calciatori a un livello, uno step maggiore in confronto all'anno scorso. La società mi ha dato di fare sicuramente meglio dell'anno scorso e di fare un investimento importante man mano che la squadra si sta iniziando a formare. Adesso parliamo invece dal punto di vista organizzativo, perché il vostro stadio ha qualche problemuccio in quest'ultimo periodo. Siete pronti per la stagione? Lo stadio va bene, stanno facendo dei piccoli lavori per quanto riguarda la tribuna A, ma non dovremmo avere problemi. Questo poi lo stabilirà il comune. Certamente che è una società che sta investendo tantissimo sia a livello di risorse umane che a livello economico, perciò il comune penso e presumo e che sarà vicino a questa società, perché se ne vanno veramente un budget importante per poter fare una categoria come questa, che non nascondiamo ora con i nuovi regolamenti, con contratti e tutto, è diventato a tutti gli effetti un campionato professionistico, anche se sulla carta non lo è, però i prezzi si sono livellati in maniera, non dico esagerata, ma quasi, e per fare una squadra adeguata ci vuole un budget veramente importante, ma poi stiamo parlando di una provincia importante della regione Sicilia, è una delle province più belle che ci sono a livello Italia, perciò lo merita. Penso che anche il sindaco ci darà una mano finché può e dove può, il comune con tutte le limitazioni che hanno, però avere il comune vicino, il sindaco vicino, l'assessore, tutta l'amministrazione sarebbe importante, perché questi presidenti e tutti i dirigenti stanno facendo veramente dei grossi sacrifici per poter mantenere una squadra come Ragusa in questa categoria. 10 squadre siciliane, questo girone I si presenta certamente interessante e anche giustamente un po' più difficoltoso. È andato via il Catania, però è anche vero che sono rimaste realtà importanti come la Mezia, come lo stesso Trapani. Certamente sarà un campionato da prendere con le pinze e viverlo settimana dopo settimana. Ah, ma certo, essendoci 10 squadre, vediamo che cosa fa la Regina, anche se io penso che sarà difficile che venga ripescato, faccia il campionato di Serie D, ma se lo fa c'è la possibilità che il girone diventa da 20 e non più da 18, perciò sarà ancora più difficile andare a raggiungere una salvezza e fare qualche cosa in più, però a livello di matematica penso che questa squadra siciliana avrà la sua parte all'interno di un girone formato da 18 squadre, di cui 10 sono siciliani.
centrocampista di esperienza, ma non soltanto a centrocampo perché giochi spesso anche sull'esterno. Ses, siamo pronti per questo nuovo momento a Ragusa, una stagione certamente che sulla carta sembrerebbe un po' più abbordabile rispetto a quello dello scorso anno che c'era il Catania. Quest'anno non c'è il Catania, ci sono anche altre belle realtà, però è anche vero che qui a Ragusa vi siete comunque, credo, organizzati bene per fare una stagione importante. Sì, ovviamente come è andata l'anno scorso il campionato, penso che la società ci hanno messo nelle condizioni per fare meglio dell'anno scorso sicuramente. Poi tocca a noi in campo a dare il massimo per raggiungere il più presto possibile l'obiettivo. Questo gruppo che si sta formando insieme a mister Ignoffo, come lo vedi, lavora bene, ha lavorato già sodo già da qualche settimana, è pronto per il debutto? Sì, penso già da 3 settimane che stiamo lavorando. Stiamo lavorando bene, tutto lo staff si sta mettendo nelle condizioni per stare bene in campo. Stiamo lavorando bene con il mister e piano piano stiamo provando di assimilare il più presto possibile le richieste del mister sul campo. Sei rimasto a Ragusa, sei contento di rimanere in questa provincia, una provincia a dimensione umana, non c'è lo stress della grande città? Eh sì, perché l'anno scorso sono stato, nonostante come è andato il campionato, sono stato bene. E perciò sono rimasto perché ho sentito da parte della società di voler fare meglio dell'anno scorso e di voler fare sempre bene, per quello sono rimasto. Adesso lanciamo un messaggio ai tifosi. Gli obiettivi li raggiungiamo tutti insieme, non solo i giocatori, non solo staff, non solo la società. Ci dobbiamo mettere tutti insieme, staff, società, giocatori, tifosi, per raggiungere gli obiettivi. Il nuovo capitano di questo Ragusa 23-24, Brugaretta, diciamolo pure, c'è tanta voglia di fare bene quest'anno a Ragusa. Sì, tantissimo. Intanto per me è un onore rappresentare questa grande piazza. Abbiamo una squadra fatta di bravi ragazzi che hanno cultura del lavoro, stiamo lavorando bene con il mister, la società è una società seria e sana che non ci sta facendo mancare niente, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho avuto l'opportunità io di lavorare con il mister Ignoffo già l'anno scorso a Girale. Posso parlare solo che bene perché oltre ad essere un grande uomo, un grande allenatore, quindi in questo mese di ritiro stiamo lavorando, ci sta dando i suoi concetti, le sue idee di gioco e cerchiamo di metterle in atto. Chiaramente si è passati ad una realtà capoluogo di provincia, probabilmente cambia anche l'approccio nei confronti della città e soprattutto dei tifosi. Sì, come hai detto tu è giusto, sappiamo di rappresentare una città importante, sappiamo di essere una grande piazza, quindi quello che posso dire è che metteremo il massimo impegno durante le partite, quello non mancherà assolutamente, poi in campo si sa, si può vincere, si può perdere, ma l'impegno, noi usciremo dal campo sempre stremati, consapevoli di aver dato tutto, poi alla fine del match tireremo le somme, noi dobbiamo uscire dal campo consapevoli di poterci guardare allo specchio, consapevoli di aver dato il massimo e poi penso che se mettiamo queste cose in campo poi il risultato sarà una conseguenza. Sono 10 le squadre siciliane che giocheranno questo girone I del campionato di Serie D, diciamolo pure, è una Serie D molto siciliana ma quindi anche molto più difficoltosa. Sì, perché ci sono tanti derby, quindi a livelli ambientali anche un campionato molto più caldo. Sappiamo che quest'anno il campionato è abbastanza tosto perché ci sono tantissime squadre che si sono attrezzate, squadre organizzate, fatte di grandi calciatori, quindi servirà il massimo impegno perché sarà veramente un'annata molto difficile. Il tuo messaggio verso i tifosi di Ragusa? Ma il mio messaggio, l'appello che posso mandare è quello di starci vicini, di essere un'unica cosa. Noi cercheremo di creare entusiasmo, so che loro non ci faranno mancare il loro apporto, il loro supporto e noi, come ho detto prima, cercheremo di dare il massimo con l'impegno, mettendo tanta dedizione in campo e poi alla fine tireremo le somme.
perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni. Sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata.